Sì, devo dire la verità, sono molto ma molto felice dell'opportunità che mi sta dando la società. È una sfida molto importante, riportare la squadra ai vertici della classifica, e quindi sono molto soddisfatto. Diciamo che in piccola scala era il sogno che io avevo quando sono arrivato in Slovenia, era quello di poter allenare una squadra con intenzione di vincere il campionato. Siamo qui, quindi sono molto felice. Io lo ritengo che sia di essere fortunato, perché dopo solo 6 mesi nel campionato sloveno, avere la chiamata e aver chiamato l'attenzione di una società così importante per me è motivo d'orgoglio. Ovviamente è molto difficile dire di no a una società come Maribor, tanto è vero che siamo qui, molto felici, con voglia di iniziare. No, non mi piace parlare molto dei sistemi di gioco, queste cose qui, perché non penso siano importanti. In realtà l'importante sono i giocatori e le motivazioni che abbiano i giocatori di, come detto prima, di riportare il Maribor ad essere protagonista. È vero che negli ultimi mesi aveva perso un po' di protagonismo, è riuscita ad arrivare seconda facendo una grande parte finale, però ovviamente c'è da lavorare, c'è da migliorare, ma io penso che la base della squadra sia molto buona per cercare di raggiungere l'obiettivo. Beh, immagino sia stato un colpo molto duro, perché gli obiettivi di una società come Maribor sono quelli di partecipare in Europa. Sì, purtroppo non è andata bene in quella competizione lì, ma adesso bisogna pensare e focalizzarsi a mettere il focus in quello che sarà il campionato e crearsi una nuova opportunità. Sì, io dall'inizio ho provato, non è semplice, però almeno nel dialetto calcistico, che penso sia la cosa più importante, c'è stata buona comunicazione, quindi penso che non avrò problemi, perché in definitiva quello che parla è il campo, non tanto l'allenatore. Penso di non avere problemi con i giocatori. Sì, purtroppo ha colpito tutto il mondo, non solo il mondo del calcio. In definitiva noi dobbiamo cercare di continuare con la stessa passione, aspettando che a breve la gente possa tornare sugli spalti e goderci il calcio come era una volta. Adesso però noi dobbiamo fare il nostro lavoro, che è quello di dare il meglio per cercare di portare la squadra il più alto possibile. No, l'obiettivo principale è quello di ricostruire una squadra competitiva, è una squadra che è molto competitiva, lo è sempre stato, lo è ancora, e di ridare sicuramente a questa squadra la possibilità di credere di nuovo che siamo in grado di raggiungere obiettivi importanti. Penso che se lavoriamo con umiltà e con serenità gli obiettivi si possono raggiungere.